Quando tu ricevi o il telefonino fosse incenerito, se non fosse così, alle 23:59 della vigilia, cioè un minuto prima del Natale, abbiamo trovato il virus inglese, dico che questi signori sono da premiare e da ringraziare. Mentre ci si scambiava virtualmente o meno i primi auguri del Natale più anomalo di sempre, qualcuno in camice bianco metteva il punto su una svolta importante, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, uno dei cardini della sanità veneta. Qui da mesi è iniziato il progetto di sequenziazione delle varianti del virus e qui la variante inglese è stata per la prima volta individuata in 3 pazienti veneti. 2 della provincia di Treviso, 1 della provincia di Vicenza, tutti rientranti dalla Gran Bretagna, 2 giovani, uno di poco superiore ai 40 anni, un quarto soggetto, contatto stretto del vicentino, in fase di verifica, tutti in isolamento. Uno strumento cruciale per studiare l'andamento del virus e fermare la diffusione della mutazione. Ma non è l'unica scoperta dello studio ancora in atto. Prima ancora di trovare la variante inglese, infatti, già a novembre sono state individuate 8 diverse mutazioni del virus e 2 di queste potrebbero essere soltanto venete. Abbiamo trovato delle mutazioni che abbiamo trovato solo in Veneto. Dovremo cercare più virus per vedere se queste varianti si sono realmente diffuse nel territorio. Potrebbero spiegare il preoccupante boom dell'indice di contagio in Veneto, ora ai massimi a livello nazionale? Troppo presto per dirlo, ma è una traccia chiave, come la terza importante scoperta dell'Istituto, e che riguarda le mutazioni del Covid nel corso di questi mesi, sintetizzate in 2 grafici. Ogni colore, ogni picco sono tipi di virus diversi, caratterizzati da mutazioni diverse. Allora, la prima questione molto evidente è che i virus della prima ondata, quali vedete in violetto, azzurrino e verde, sono diversi da quelli della seconda ondata. Quindi stiamo avendo a che fare con tipi di virus completamente diversi. Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente né con quello della prima fase né con quello che abbiamo adesso, quando tutti dicevano che avevamo le feste e la libertà estiva ha diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati che c'è la dottoressa, non è con la mutazione che avevamo quest'estate. Il Covid cambia, muta come tutti i virus influenzali e per questo va studiato con precisione. Il vaccino coprirà, assicurano gli esperti, queste mutazioni, ma la lotta è ancora lunga e va affrontata sempre con rigore. Non ci sono assolutamente evidenze che il virus sia più aggressivo, che dia forme cliniche più gravi, né tantomeno che non risponda al vaccino. Diciamolo subito se questo può essere il dubbio. Non è così. L'unica caratteristica è che il contagio, l'infezione corre più velocemente, quindi tutte le misure di contenimento, che sono quelle individuali, devono essere sempre più importanti. Dopodiché il vaccino farà il suo lavoro, ridurrà la pressione infettante, noi dovremo continuare a monitorare l'andamento di queste varianti per vedere cosa succede sul territorio.